È un emendamento che ho voluto presentare e devo ringraziare il Presidente della seconda commissione, consigliere Bassi, ma molti altri consiglieri anche. Ho voluto fare proprio per dare garanzia. L'orario cadenzato potrebbe essere un'opportunità, ma per quelle linee che sono essenzialmente elettrificate. Noi nella nostra, da Montebelluna in su, da Conegliano in su verso la provincia parlo, non abbiamo elettrificazione. È vero che ci sono tante altre tratte ferroviarie che non hanno l'elettrificazione, il Bassanese ad esempio, il Bassano in su e altre, però la montagna in questo caso ne rimette ancora di più. Ecco, io ho messo dentro da Conegliano verso Calalzo e da Montebelluna verso Calalzo che ci deve essere il mantenimento di quelle corse dirette che c'erano prima dell'introduzione dell'orario cadenzato. È chiaro che questo porta un onere ulteriore, porta un impegno finanziario, però bisognava metterlo per legge. A me non andava bene l'ordine del giorno o la mozione, perché quella diventa alla fine un po' carta straccia dopo un po' di mesi. Per legge mi sento più garantito. Poi la battaglia la dovremo fare tutti noi, i passeggeri, gli utenti, i pendolari, gli studenti, le famiglie e io e qualche altro consigliere regionale che insomma alla fine ci abbiamo sempre messo la faccia anche davanti a dei servizi che gridano vendetta.